Cristiano Sciauli, assessore regionale all'agricoltura. Partiamo dai dati positivi. Continua il trend di crescita degli imprenditori agricoli e soprattutto di quelli giovani. Indubbiamente il trend dell'agricoltura in dati nazionali è assolutamente positivo, dobbiamo essere in grado di sfruttare questa onda anche a livello regionale. Ci sono dati positivi ovviamente anche per quanto riguarda la nostra regione, ma effettivamente abbiamo bisogno di un forte ricambio generazionale. Ancora il 50% dei nostri conduttori agricoli sono sopra i 60 anni, ma credo che ci siano i segnali e le spinte e il nuovo piano di sviluppo rurale potrà aiutare per anche in questa regione andare verso una maggiore presenza giovanile, ma anche un maggiore tasso di occupazione in agricoltura. Al convegno di oggi è partita una sfuriata da parte sua nei confronti dell'intero settore, perché è giunto il momento di decidere cosa fare da grandi. No, è una sfuriata, io l'ho detto più volte, non faccio l'assessore per rendermi simpatico. Credo che oggi si discuteva di una grandissima eccellenza della nostra regione, che è il nostro patrimonio malghivo. Il nostro patrimonio malghivo però non può essere solo ed esclusivamente un grandissimo patrimonio per il settore lattiero-caseario, è fondamentale per quel settore, deve segmentare la qualità dei nostri formaggi verso l'alto e questo è fondamentale, ma il nostro grande patrimonio malghivo è secondo me assolutamente funzionale allo sviluppo del territorio in termini turistici, alla manutenzione del territorio stesso, quindi bisogna sedersi attorno a un tavolo e dirci che vicino alla parte strettamente casearia chi fa monticazione insieme alla regione deve rendere quei territori fruibili per il turista e secondo me affascinanti. Abbiamo una natura, delle professionalità e delle persone che sono splendide, bisogna metterli nelle condizioni di operare al meglio. Le altre punture sono per il settore della filiera del legno. Lei chiede che Incarnia parli con una sola voce. Chiedo ovviamente che le filiere siano il più possibile la filiera del legno, ma dico anche che anche qui ci sono grandissime possibilità e opportunità da sfruttare. Grazie a Federlegno, grazie alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Regione Lombardia, fra poco firmeremo un protocollo interregionale sulla filiera legno che sarà avanzatissimo e porterà la Regione Friuli insieme alla Lombardia e altre regioni ad essere all'avanguardia in questo settore. Anche qui dobbiamo fare rete e massa critica, evitare divisioni che spesso potevamo permetterci in passato ma che non possiamo più permetterci oggi, e consapevoli però che anche qui abbiamo le possibilità di un prelievo legnoso ecosostenibile, di un legname certificato e anche di stare sul mercato con redditività per le imprese. Un'ultima battuta, assessore Sciauli, la vedremo più spesso in montagna? Ma la battuta è legata al fatto che l'agricoltura montana è un'agricoltura in cui credo molto e secondo me qui ci sono margini di crescita importanti e ovviamente qui si può sperimentare la multifunzionalità in agricoltura, certo agricoltura ma anche turismo, ricettività ed accoglienza.